Benvenuti, oggi è venerdì 17 maggio 2024. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:03. La luna si leva alle 14:22 e cala alle 2:49. Oggi si celebra San Pasquale. Il nome Pasquale ha origine ebraica e significa relativo alla Pasqua. Tanti auguri a Corrado Guzzanti, che oggi compie 59 anni. Figlio del giornalista e politico Paolo, è comico, attore e autore satirico di successo. Nel corso della sua carriera ha impresso le sue celebri imitazioni di noti personaggi del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo. Ancora auguri di buon compleanno ad Elettra Lamborghini, che compie 30 anni. Appartenente alla celebre famiglia Lamborghini, nota per le sue automobili di lusso, Elettra ha saputo crearsi un nome nel panorama della musica, diventando una stella del pop latino con successi come Pem Pem e Tócame. E infine auguri all'attrice Claudia Coll, che oggi compie 59 anni. Claudia è stata un'icona sexy degli anni 90 e ha recitato in film come Così fan tutte di Tinto Brass, ma la sua vita ha preso una svolta inaspettata nel 2000, quando ha trovato la fede e ha iniziato un percorso al fianco delle persone meno fortunate. 3.000 colombi, simbolo della pace, vennero liberati in aria, creando uno spettacolo emozionante che lasciò tutti a bocca aperta. Quel giorno, infatti, si inaugurò a Roma lo Stadio Olimpico, alla presenza di 90.000 spettatori e del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nonostante la vittoria dell'Ungheria per 3-0, la nazionale dimostrò il proprio valore. Quel 17 maggio del 1953 lo Stadio Olimpico di Roma diventò il simbolo di una nazione che si rialzava dalle macerie della guerra e guardava con speranza al futuro. Avete mai passato una notte insonne in un posto nuovo? Sappiate che non siete i soli, perché secondo gli studiosi il nostro cervello sta cercando di proteggerci. Infatti solo metà del cervello rimane vigile, mentre l'altra metà è attenta a possibili pericoli. Questo fenomeno è noto come effetto della prima notte e può farci entrare in uno stato di dormiveglia. Buongiorno ai 12, oggi la Luna forma degli splendidi aspetti con Urano, Venere, Giove e Sole. Si preannuncia una giornata di un certo ordinato movimento affettivo. Ariete, per voi, ce n'è tanto assolutamente, proprio perché Marte si sta dando da fare e ben lontani i pensieri dai vostri gradi, sembrate anche con la presenza di Chirone guarire le vostre ferite d'amore o le vostre insicurezze. Toro, la Luna oggi forma degli splendidi aspetti con Urano, Venere, Giove e Sole ancora ospiti nei vostri gradi, il che annuncia una giornata assolutamente di riuscita, di soluzione, di accordo, di pacificazione. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna un po' dispettosa ancora, ma che in serata promette di lasciarvi in pace. Dovrete semplicemente aspettare. In tutto ciò non fatevi portare fuori strada da sensazioni ed emozioni che forse vi disturbano un po' nella linearità del vostro pensiero e della vostra analisi. Siete più leggeri. Cancro, giornata oggi con una luna molto favorevole e che forma tantissimi aspetti. I trigoni con Urano, Venere, Giove e Sole sono assolutamente benauguranti per voi che siete il segno della Luna. L'opposizione Saturno-Nettuno vi ricorda che col tempo e col passato dovete fare un po' pace. Leone, la giornata di oggi prevede una Luna che vi porta a tante soluzioni pratiche, un buon consiglio e un sostegno familiare e patrimoniale che recupererà alcuni passi falsi del vostro passato. Vergine, luna splendida oggi nei vostri gradi e anche se forma opposizione con Saturno e Nettuno e un po' di nostalgia del cuore si fa sentire, i trigoni che forma con Urano, Venere, Giove e Sole sono assolutamente benauguranti per la soluzione di tutto quella caterva di lavoro, impegni, scadenze e di procedure a cui dovevate ottemperare.
Bilancia la giornata di oggi, è una giornata molto emotiva, ma in serata promette una sorpresa interessante, una visita, un incontro o qualcuno che riuscirà a stanarvi con molta eleganza. Scorpione, giornata oggi particolarmente intensa, proprio perché la luna vostra amica sta realizzando sogni e vi sta dando tutta una serie di mezzi e la disponibilità da parte degli amici, dei colleghi o di chi vi vuol bene a collaborare con voi a un nuovo progetto. Sagittario, giornata oggi con una luna in quadratura che porta una serie di motivazioni planetarie decisamente disparate per il Sagittario. Per adesso un momento un po' dedicato, per qualche giorno sarà il caso di non fare operazioni importanti o condizionanti. Capricorno, giornata oggi molto interessante, una luna splendida che forma tanti aspetti positivi per i segni di terra, quindi ne godrete a piene mani. Il vostro Saturno però è ancora disturbato un po' emotivamente da qualcosa che riguarda il passato. Acquario, stupendi i trigoni di Plutone con Giove e Sole, ma la Luna oggi anche promette tutta una serie di attivazioni notevoli. Torna un po' di buon umore, ma Mercurio con la sua comunicativa un po' elettrica ed errante per adesso è un po' più farraginoso e non riesce proprio a farvi stare sereni nelle relazioni dialettiche. Cercate di non intellettualizzare troppo chi vi sta davanti. Pesci, la giornata di oggi è una giornata molto piacevole proprio perché i trigoni dall'area Toro, i sestili per meglio dire, sono molto interessanti. L'opposizione della Luna si fa sentire su Saturno e Nettuno. Qualcuno ha fatto un po' di confusione e come al solito tocca a voi rimediare, ma vi aiuteranno tutti i pianeti nel segno amico del Toro. Un momento storico per l'Italia che dimostrò di essere un paese moderno e attento ai diritti delle donne. Quella domenica milioni di italiani si recarono alle urne per ribadire il loro appoggio alla legge sull'aborto, approvata nel 1978 e oggetto di molte polemiche. Grazie al referendum del 17 maggio 1981 fu confermata la norma che consente alla donna l'interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni di gestazione. Oggi parliamo dell'espressione inglese get your ducks in a row, che significa letteralmente metti le tue anatre in fila. Ma da dove viene questo modo di dire così curioso? Si dice che sia nato nei poligoni di tiro degli anni 70, dove le sagome di anatre venivano usate come bersaglio. Avere tutte le anatre in fila significava essere pronti a sparare e dare il via all'allenamento. Oggi questa espressione è utilizzata in tutto il mondo anglosassone e in Italia la nostra versione più simile è fare mente locale. Quindi, se volete essere pronti per qualsiasi cosa, assicuratevi di avere le vostre anatre in fila. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Il matto del giorno è un vero e proprio Icaro moderno, Patrick de Gaillardon. Questo ragazzo, nonostante provenisse da una famiglia benestante, decise di sfidare la morte praticando il paracadutismo, diventando presto uno dei migliori al mondo nel jumping freestyle. Ma la sua passione per le acrobazie estreme gli fu fatale e nel 1998, il 12 aprile, durante l'atterraggio, il suo paracadute rimase incastrato. Patrick aveva solo 38 anni, un uomo che ha fatto del suo meglio per spingere sempre più in là i limiti dell'umano, ma che alla fine ha pagato il prezzo più alto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si può insegnare niente a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. Ed è esattamente ciò che noi facciamo ogni giorno, aiutarvi a scoprire ciò che già voi avete in voi grazie al nostro almanacco, quindi vi aspettiamo domani.